Io divulgo, tu divulghi, egli divulga, noi divulghiamo, voi divulgate ed essi imparano e conoscono. Questo è il motto che ci sta accompagnando e ci sta portando in giro per la Sardegna da qualche tempo. Bentrovati a finalmente inizio la seconda stagione, ovviamente di noi, Diversamente Sardi. Se non ci conoscete oppure vi state domandando per quale motivo ci chiamiamo Diversamente Sardi, vi invitiamo ad andare nel nostro canale YouTube, cercare il primissimo video dal titolo Prologo, dove appunto vi spieghiamo tutto quanto, ci presentiamo, eccetera, eccetera. Tutto. Vi anticipiamo già da ora che abbiamo una lunghissima lista di video e di foto da condividere con voi sui nostri canali Facebook, Instagram e YouTube. Quindi mi raccomando, cercate Diversamente Sardi su questi social, ci trovate e iniziate a seguirci e a condividere tutto. La nostra prima tappa sarà il Museo Nazionale Archeologico di Cagliari, dove vedremo alcuni dei reperti che hanno esposti, ma in particolare ci soffermeremo sui giganti di Monte Brama. Bene, vi ricordiamo che noi siamo turisti e che quindi approcciamo a questi siti archeologici con un linguaggio tutto nostro e con modalità tutte nostre che vengono sostanzialmente dalla nostra passione per la Sardegna. Aggiungo un'ultima cosa, i video che faremo non sono a scopo di lucro, l'abbiamo già detto anche nella scorsa stagione, ma vogliamo comunque ricordarlo, ma solamente, come diceva all'inizio Gianluca, per divulgare, oppure per quelle persone che purtroppo magari per vari motivi non riescono a venire a visitare i vari siti archeologici, eccetera, eccetera. Perfetto, allora vi aspettiamo sui nostri social. Bene, allora andiamo al museo archeologico? Andiamo al museo archeologico. Lo vedrete tra poco, ma prima la sigla! Finalmente al Museo di Cagliari abbiamo l'opportunità di vedere finalmente queste preziose testimonianze che vengono dal passato. Sono sculture nuragiche che sono state trovate casualmente nel 1974 da degli agricoltori e
in pratica rappresentano arcieri, spadaccini e lottatori. Ecco, queste statue sono state trovate in una vasta necropoli dove c'erano praticamente tantissime statue rappresentanti giovani, forse tutti di sesso maschile, dalla muscolatura molto sviluppata, e quindi rappresentavano sicuramente dei guerrieri, e con 4 campagne di scavo durate fra il 1975 e il 1979 sono stati rinvenuti 5.178 frammenti, pensate, fra cui 15 teste, 27 busti, 176 frammenti di braccia, 143 frammenti di gambe e 784 frammenti di scudo. Quindi potete immaginare quale sia stato il lavoro immenso che è stato fatto per poterci permettere oggi di godere di queste figure. Siamo arrivati al terzo piano del museo e qui troviamo altre sculture. La prima che vediamo qui è un nuraghe, un modello di nuraghe quadrilobato, si pensa, quindi con la struttura centrale e 4 altre strutture ai lati, agli angoli anzi. Poi questo è sicuramente un guerriero col proprio scudo. Un arciere, e qui possiamo ritrovare anche la riproduzione sotto forma di bronzetto. Questo è l'arciere ricostruito e la riproduzione in bronzetto, e l'ultimo è un pugilatore. E queste che vediamo sono praticamente alcune delle 38 sculture che sono state in tutto ricomposte, 5 arcieri, 4 che non si riescono a definire, 16 pugilatori e 13 modelli di nuraghe. Comunque le campagne di scavo stanno ancora continuando e vedremo cosa ci riserverà il futuro. E se vedere le statue dal vivo non vi è bastato, eccoci qui con una fantastica riproduzione in 3D. Tutto al comando delle dita. Bene, ci apprestiamo a vedere queste ultime statue di pugilatori e anche qui un modello di nuraghe. Se ne avete la possibilità, non perdetevi assolutamente questo museo, quindi venite assolutamente a visitarlo, perché un conto è vedere le cose in video e un altro conto è essere qui presenti. Alla prossima!